I numeri sono importanti per raccontare la realtà perché consentono di riassumere con non soltanto un colpo d'occhio un fenomeno molto più complesso, e quando si parla di sanità, quando si parla di numeri relativi al numero di pazienti per numero di medici, ecco, vedere il numero, vedere il dato numerico può far capire quanto il sistema sanitario sardo, soprattutto per quanto riguarda la medicina territoriale, sia tremendamente in sofferenza. Nell'isola infatti mancano 320 medici di base, lo racconta Andrea Massì da Pagina 2 sulla Nuova Sardegna, intervistando Antonello De Sole, vice segretario regionale della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Questo numero, 320, che può sembrare basso in senso relativo, diventa enorme in senso assoluto. Infatti, considerando che un medico di base avrebbe in media circa 1000 assistiti, si arriva a una cifra molto importante, quella di 320.000 persone che in questo momento non hanno un'assistenza sanitaria di base. La regione ha cercato di tamponare il problema soprattutto nelle aree interne attraverso gli ASCOT e gli ambulatori straordinari di comunità territoriali, che permettono di avere un medico di base per poche ore a settimana, un po' in tutti i vari centri che ne hanno bisogno, anche lontani all'interno dello stesso territorio, cercando però di coprire i territori e i paesi che non hanno la possibilità di avere un medico fisso al proprio interno. Tuttavia, considerando che tutte le persone sopra i 14 anni devono avere un medico di base, rimangono comunque scoperte da questo servizio circa 40.000 persone, come se la città di Alghero improvvisamente non avesse più un servizio sanitario territoriale. Un numero quindi enorme, che è dovuto ai soliti problemi, quelli che sappiamo bene, e lo racconta anche De Sole nell'intervista alla Nuova Sardegna. Infatti le paghe sono basse rispetto alla mole di lavoro che viene richiesto, e alle volte, soprattutto quando si è costretti ad andare nelle aree interne, c'è bisogno di coprire più pazienti in più paesi, perché alle volte il numero di 1000 pazienti non si ottiene soltanto stando in un'area, ma c'è bisogno di allargare il proprio campo di lavoro, andando a incorporare anche i paesi vicini, con il medico che deve anche quindi viaggiare in strade che molto spesso non sono le più comode, e che comporta quindi un altro carico di lavoro notevole, senza contare tutta la burocrazia che i medici di base devono dover disbrigare, e poi le visite a domicilio agli anziani che non possono recarsi in ambulatorio, le prescrizioni mediche via WhatsApp e via mail, e ancora turni di lavoro che sono normalmente dalle 8 di mattina sino almeno alle 8 di sera, senza contare le emergenze che soprattutto nei piccoli centri vedono il medico di base come un argine alla corsa in ospedale, al pronto soccorso, e può essere anche decisivo per riuscire a salvare una vita. Quindi un mestiere non facile, che come detto è poco retribuito rispetto a quelli che sono le mansioni richieste, e che è poco appetibile per i giovani studenti che si laureano in medicina ma che decidono di specializzarsi in altri ambiti. Tutto frutto però anche di una scarsa programmazione, perché si sapeva che tanti medici sarebbero andati in pensione, e il Covid ha fatto soltanto aumentare la velocità con cui i medici hanno deciso di ritirarsi dal lavoro, causando un buco che non sarà colmabile sicuramente nei prossimi anni. Vaste aree di Sardegna però rimangono ancora scoperte, con un sistema sanitario che, lo vedremo anche in questa puntata, ha difficoltà a riuscire a gestire tutte le richieste che arrivano giornalmente, in un sistema che è sempre di più al collasso e che a quanto pare non è in grado di riuscire a risollevarsi in poco tempo. Io sono Alessandro Manno e vi do il quadro d'insieme di martedì 27 agosto. Buongiorno a tutti e tutte voi all'ascolto, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Quadro d'Insieme, la rassegna stampa che ogni giorno legge insieme a voi i principali quotidiani dell'isola e vi racconta le notizie più importanti che riguardano la Sardegna. Un buongiorno anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Calaritana, che ci possono ascoltare come ogni giorno in FM, in radio e poi sul sito in streaming di Radio Calaritana. E continuiamo però a parlare di sanità, come avevamo detto, non di sanità territoriale, ma dei ritardi che ci sono all'interno dei pronti soccorsi, che non riescono più a gestire l'enorme quantità di persone che si riversano all'interno degli ospedali per ricevere una diagnosi e ricevere delle cure, visto che, come abbiamo detto, molto spesso è difficile avere un proprio medico di base che possa risolvere i problemi nell'immediato. A questo si aggiunge anche un modo di pensare, una cultura per cui al primo problema si va direttamente in ospedale senza passare dal medico di base, situazione che ovviamente aumenta la pressione sui pronti soccorsi, che sono costretti così a gestire un'enorme quantità di pazienti rispetto a quella
quella che normalmente dovrebbe essere gestita. A pagina 6 sull'Unione Sarda, Cristina Cossu racconta come gli ospedali cagliaritani siano in sofferenza. Ogni giorno ci sono accumuli di ambulanze e tante ore di attesa e le cose non sono cambiate dopo Ferragosto, ha raccontato Mario Vicentini, presidente di Alba, un'associazione del 118. La mancanza di filtro attraverso la medicina territoriale porta quindi all'aumento delle persone che si recano anche in modo autonomo in pronto soccorso, e nella giornata di ieri al Bruzzo per i codici bianchi c'erano circa 8 ore di attesa, al Policlinico 6 ore, al Santissima Trinità 4, mentre nel resto della Sardegna le cose non è che andassero molto meglio, visto che a San Martino di Ristano per un codice bianco erano previste 12 ore di attesa. Ovviamente si tratta sempre di situazioni non a rischio, quindi si parla di situazioni dove al massimo è prevista un controllo da parte appunto dei medici del pronto soccorso, però sono tutte pratiche che devono essere disbrigate e che obbligano le persone a stare in attesa, aumentano le code, aumentano le file, il nervosismo anche all'interno dei pronto soccorsi si alzi a livelli che sono difficilmente gestibili. E come detto, mancano anche le guardie mediche, che sono un presidio fondamentale in caso di emergenza, e però, racconta Elisabetta Sana ad esempio, Oristano è rimasta senza a causa appunto dei vari spostamenti che sono necessari perché i medici si rechino attraverso gli ambulatori straordinari di comunità, gli ASCOT di cui abbiamo parlato, nei centri che non hanno un medico di base. In questi incastri, dove appunto si parla di risorse limitate, i medici appunto si ritrova ad avere le guardie mediche scoperte, tutto il territorio del Terra Albese non è servito in modo adeguato e le persone sono costrette a fare lunghe ore di fila, addirittura a partire dalle 4 del mattino, per ricevere una visita medica. Questo è il grave problema della sanità in Sardegna, e chiunque ha avuto esperienza di entrare e uscire dagli ospedali può purtroppo testimoniare che non si tratta di semplici casi isolati e che non sono disagi che si sono registrati soltanto nell'ultimo periodo. Oggi una puntata sempre di più a tema sanità, ma adesso parliamo non di sanità umana, di sanità animale, perché Andrea Sini sulla Nuova Sardegna, pagina 8, racconta della presa di posizione di Coldiretti dopo nuovi casi di lingua blu all'interno degli allevamenti ovini dell'isola. L'accusa da parte dell'associazione di categoria è che la regione non abbia fatto niente e che la situazione ormai nelle campagne dell'isola sia diventata drammatica. Secondo proprio un report stilato da Coldiretti, ormai il problema della lingua blu si è esteso in tutto il territorio regionale, con la malattia degli ovini che sta avanzando giorno dopo giorno. I primi focolai si erano registrati nel Sulcis e poi da lì si è allargato a macchia d'olio in tutto il territorio dell'Iglesiente, del Medio Campidano, sino a raggiungere l'Oristanese, toccando anche la provincia di Nuoro e tutto l'Ogliastra. L'accusa da parte di Coldiretti è che la regione non abbia offerto nessun tipo di aiuto e anzi, quando è stato chiesto di ricevere il vaccino per evitare che la situazione peggiorasse, non è stata data nessuna risposta. È arrivata però ovviamente la replica da parte dell'assessore all'agricoltura Gianfranco Satta, che ha spiegato come le norme che sono state in questo momento attuate fanno parte del protocollo nazionale per contenere la diffusione della malattia e che le restrizioni alla movimentazione dei capi ovini, quindi fondamentalmente al trasporto dei capi di bestiame per ragioni di pascolo, appunto di transumanza, è stato limitato soltanto ai capi di bestiame che si trovavano all'interno di un raggio entro i 20 km dove si è registrato un focolaio. L'appello da parte della regione è quindi quello di evitare gli allarmismi, di seguire tutte le norme che in questo momento sono definite dal protocollo nazionale per riuscire a contenere la malattia ed evitare che possa danneggiare altri capi di bestiame all'interno dell'isola. E chiudiamo parlando di sport, perché ieri hanno giocato sia il Cagliari sia la Torres. Il Cagliari ha pareggiato per 1-1 contro il Como, con la rete di Piccoli allo scadere del primo tempo, a cui ha risposto nella seconda frazione di gioco la rete di Cutrone, che ha fissato il risultato appunto sull'1-1. Il mister del rossoblu Davide Nicolas è detto soddisfatto in conferenza stampa, soprattutto di un primo tempo dove il Cagliari è riuscito a tenere alta l'intensità e a trovare anche appunto il primo gol in campionato. Nel secondo tempo ovviamente un po' è calata la condizione. Nicola ha detto che si aspettava comunque un calo di condizione, soprattutto in questa parte della stagione dove alcuni giocatori non hanno ancora ripreso il ritmo di gara, come ad esempio Palomino, che è stato uno degli ultimi acquisti e che quindi non ha svolto insieme alla squadra buona parte del ritiro. Però in generale si è mostrata una crescita negli ultimi 3 uscite. Il Cagliari si è dimostrato una squadra solida e se siete interessati a maggiori approfondimenti riguardo alla partita vi rimando al sito di 131, dove appunto sono presenti sia le analisi sia le interviste nel post partita, e poi sull'Unione Sarda, dove nella sezione sportiva ci sono le interviste a cura di Fabiano Gaggini e il racconto e l'analisi della partita a firma di Enrico Pilia.
E dicevamo quindi anche della Torres. Andiamo sulla Nuova Sardegna, che a pagina 40 e 41 racconta la vittoria per 3-0 degli uomini di Greco contro la Vis Pesaro. Decisive le reti di Antonelli, Fischnaller e Masalak, autore anche di un Eurogol. Una partita che è stata spigolosa, infatti fino alla prima rete la Torres ha faticato a riuscire a trovare gli spazi con cui colpire i pesaresi, ma nonostante le tante assenze gli uomini di Alfonso Greco sono riusciti a regalare ai tifosi che sono accorsi al Vannissan una serata importante per rilanciare le proprie ambizioni anche in questo campionato. L'appuntamento per i sassaresi è domenica alle ore 20:45 nel posticipo contro il Pescara in trasferta allo stadio Adriatico. E questa era l'ultima notizia anche per oggi. L'appuntamento quindi è per domani, sempre alla stessa ora a partire dalle ore 8, e se volete queste e le altre puntate le potete trovare sia sul nostro canale Spotify che sul nostro canale YouTube. Un saluto quindi da parte mia, da parte di tutta la nostra redazione, e ci sentiamo quindi domani. Passate una buona giornata, ciao! Toc Toc Sardegna è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Cagliari. Il direttore responsabile è Matteo Meloni. Quadro di Insieme è un podcast prodotto da Toc Toc Sardegna, grazie al contributo di CRAI Sardegna.